Torniamo a parlare di città metropolitana perché c'è un intervento del presidente della conferenza dei sindaci Camillo Paludetto. L'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale portoghese calpesta, secondo Paludetto, la volontà dei cittadini. La Giunta Bertoncello stavolta finisce nel mirino, appunto, del presidente di questa conferenza. Sentiamo che cosa ci ha detto Paludetto. Siamo con il presidente della conferenza dei sindaci, il G16, Camillo Paludetto. Parliamo di quello che non va a Portogruaro. Io e anche molti telespettatori sono convinti che il problema principale di Portogruaro e dell'intero Veneto orientale riguardi l'autonomia e c'è questa cecità, sostengono in molti da parte degli amministratori, di non vedere lontano. Ora, delle due l'una, il centro-sinistra è convinto della città metropolitana, il centro-destra vuole passare in blocco verso il Friuli. Poi bisogna vedere quale centro-destra, perché non credo sia la posizione della Lega questa, almeno a livello ufficiale. No, noi crediamo, allora, tutta questa velocità a fare un ordine del giorno da parte del sindaco Bertoncello, io credo sia stata inopportuna, perché forse sarà l'unico comune che ha avuto la velocità di fare un ordine del giorno e non si capisce bene di che cosa si parla. Perché, allora, cominciamo con la storia. Io vorrei rispondere anche al consigliere regionale Tesserin, presidente della Commissione Statuto. Io, appena mi sono insediato come presidente della conferenza dei sindaci, ho mandato una richiesta di essere inseriti come territorio, la legge 16 venisse inserita nello statuto della Regione Veneto. Purtroppo non si sono nemmeno degnati di risponderci. Io credo che questo territorio abbia bisogno di autonomia e da sempre la richiede, soprattutto l'Interland di Portogruaro. Io non so Bertoncello che posizione abbia, però tutti i paesi da Fossalta e Portogruaro, i cittadini parlo, non le amministrazioni, i cittadini hanno sempre richiesto autonomia. Si può in questo momento elencare ad esempio alcune colpe di questa giunta amministrativa su questo argomento? Io non vorrei entrare in merito alle colpe di questa giunta, però io credo che se ascoltasse di più i suoi cittadini, per esempio sulla faccenda ZTL, sulla viabilità, su tante cose, io credo che i cittadini avrebbero qualcosa da dire al sindaco Bertoncello, però non è compito mio entrare in merito all'amministrazione di Portogruaro. Hanno un sindaco, hanno una giunta e un consiglio comunale, credo che i consiglieri di minoranza abbiano fatto sentire la loro voce anche nell'approvazione dell'ordine del giorno per quanto riguarda la città metropolitana. Ecco, quindi un ordine del giorno frettoloso, forse il Consiglio Comunale di Portogruaro avrebbe dovuto meditarle qualcosa in più? Io credo che, come ho detto prima in trasmissione, credo che prima di entrare in un contenitore bisogna il contenitore mettere dentro i contenuti. Certo. Lo statuto noi non lo sappiamo, le attività economiche e le imprese, non dobbiamo sentire tutti cosa pensano, perché alla fine entriamo o tutti o non entriamo nessuno. Questo dovrebbe essere, secondo me.